Andiamo nel Veneto, allora, e lo abbiamo atteso, abbiamo assessore ai lavori pubblici del Veneto Gasparotto. Perché? Perché essendo assessore ai lavori pubblici della provincia di Venezia, stranamente c'è questo filo rosso che unisce in questo caso la provincia di Venezia a Budoi, a Pordenone. Parliamo della cricca, parliamo insomma di questi due arresti, parliamo di imprenditori pure loro arrestati e messi agli arresti domiciliari, di altri imprenditori indagati, vedi per esempio lo stesso vice sindaco del comune di Aviano, Mauro Vita. Insomma, è una questione un po' particolare e mi chiedo, no, e lo chiedo all'assessore Gasparotto, ma com'è possibile che tutto questo, no, rimanga inalterato per 15 anni, no? Le persone che gestiscono queste mazzette, no? Escort che arrivano, vanno, addirittura uno tira via i bassorilievi a Portoguaro, si fa mettere a Budoia, un altro no? Paga 100.000 euro per dei canestri a Portoguaro in una palestra, canestri che sono stati usati dai professori e nessuno si accorge di tutto questo. Ma come può accadere? Cambiano anche le giunte ma tutto rimane come prima. Può accadere questo, Assessore? Guardi, direttore, parliamo un po', ovviamente io parlo dell'esperienza mia, insomma, noi siamo lì come amministrazione da luglio del 2009, quindi sostanzialmente è 1 anno e mezzo che siamo lì. E in questo periodo l'amministrazione ha cominciato ad operare, a conoscere un attimino un po' come funzionava tutta la macchina burocratica e devo dire che l'amministrazione ha avuto all'interno di sé degli anticorpi, nel senso che alcune situazioni che a noi dal punto di vista delle procedure non ci tornavano, difatti tre di questi avevano avuto e hanno avuto dalla provincia dei provvedimenti, insomma, e sappiamo che il dirigente non è più di fatto in servizio da agosto del 2010, quindi bisogna anche dire che dopo 4 mesi che eravamo lì sulla stampa è apparso le notizie che c'era un'indagine e quindi noi eravamo molto vigili eccetera. Si sa benissimo che queste situazioni qua ci vuole del tempo e il tempo necessario per cercare di arrivare a una conclusione. Assessore, certo mi date l'audio per cortesia? Assessore, mi ascolti? L'audio a Portogruaro, alzate l'audio quando parlo perché altrimenti non riesco a interloquire. Mi tolga una curiosità, lei si riferiva per la correttezza e la trasparenza al massimo dirigente, all'ingegner Carlon, che è stato messo in quiescenza già l'anno scorso dopo quanto è accaduto. Esatto. Si riferisce ai geometra, anche quello con diciamo Di Meolo con casa a Trieste, anche lui insomma no, messo in condizioni di non operare. Però da quanto ho potuto leggere, tra l'altro lei mi pare sia stato anche intervistato tra virgolette dalla stessa Guardia di Finanza, no? Dal magistrato. Scusi, dal magistrato. Ecco, però io ho letto anche in alcune cartuzzelle che voi avete avuto grosse difficoltà per delle incrostazioni all'interno della macchina, no? Nel togliere queste incrostazioni, o sbaglio? Beh, direttore, è una macchina che va rinnovata e adesso finalmente è un'occasione per rinnovarla di sana pianta, insomma, quindi è quello che stiamo facendo ed operando, nel rispetto di tutti, nel rispetto delle istituzioni nostre, delle persone che sono indagate, ma certamente noi faremo tutto quello che è le nostre possibilità e da subito nel rinnovare completamente tutto quello che riguarda l'edilizia per quanto riguarda la provincia di Venezia. Noi devo dire che abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità e abbiamo operato in un certo modo in collaborazione con tutti, ci siamo istituiti come parte lesa, quindi anche come parte civile, come amministrazione e adesso ovviamente attendiamo i risultati delle indagini e intanto però noi abbiamo già cominciato a ricreare un attimino un ambiente per continuare ad operare in tutta normalità. È che ma sai, io vivo in un altro pianeta, pensavo che l'era di Tangentopoli si fosse veramente chiusa, no, nel 94, mentre mi accorgo che il 3% viaggia ancora anche nel vicino Veneto e di questo insomma me ne dolgo. Guardi direttore, le dico
che quello che abbiamo letto tutti sui giornali eccetera, devo dire che per me è stato un pugno nello stomaco enorme. Oltretutto lei sa, io faccio il sindaco da tanti anni e sono un po' nell'ambiente amministrativo, quindi ho un attimino un po' di esperienza. Mi ricordo che quando ho iniziato a fare il sindaco la competenza era praticamente dei sindaci, insomma, comunque stava cambiando un po' tutto il sistema e si andava nel nuovo mondo che doveva essere tutto in mano ai dirigenti. Forse anche in questo passaggio qualche errore si è fatto, ma questo l'ha fatto la politica, l'ha fatto la legislazione, bisogna che ci sia forse un incrocio, insomma, una via di mezzo, insomma, penso che questa sia la cosa migliore. Grazie all'assessore provinciale ai lavori pubblici Giacomo Gasparotto, lo ringraziamo anche per aver accettato questa intervista in diretta. So che è facile venire quando insomma no, le cose vanno bene ed è difficile invece venire quando le situazioni sono come queste, tragiche e non positive a livello nazionale, perché di questa vicenda se ne parla a livello nazionale, tangenti per 750 erotti, no? Mi pare, no? Quanti sono? 750 milioni? Quanti soldi sono? Guardi, le cifre, i giornali ne parlano molto, la magistratura, io non ne sono a conoscenza della cifra precisa. Quindi beh, dico io allora, 750 mila euro hanno sequestrato beni a questi due e si pensa che sia l'esatto ammontare di quanto hanno percepito in questo loro mercanteggiare, in questo loro insomma fottere i cittadini veneziani, perché poi alla fine tutto questo si ripercuote sui cittadini. Tu presenta l'offerta bassa, tanto poi in corso d'opera ti aumentiamo, tanto paga Pantalon. Tanto paga Pantalon. La cosa che più, direttore, lei mi conosce da tanto tempo e poi mi fa più rabbrividire il fatto che purtroppo in questa situazione, al di là della questione che noi di quello che si fa, noi siamo lì da un anno e mezzo, insomma le situazioni, le istituzioni comunque ne escono male. Questa è la cosa che più mi dispiace e che è quello che cercheremo in tutti i modi di far capire che ci sono nelle istituzioni persone che lavorano, che hanno voglia di lavorare per il bene comune. Non tutto, cioè la politica non è solo questo e le istituzioni non sono solo questo, sono tutt'altro. Grazie Giacomo Gasparotto, lo ripeto, assessore provinciale a Venezia. Lo ringrazio anche per questa intervista, insomma, che in molti vorrebbero avere, perché è al centro di questioni che noi abbiamo avuto e ci stiamo un attimino dilungati, e mi scuso con i colleghi di Udine e del Veneto che avranno poi nuovamente la linea, ma ci sembrava doveroso dare spazio a Gasparotto, visto che è su tutti i quotidiani nazionali e non certamente per colpa sua.